Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale. Vediamo subito in lotta Choc di Gaia, Capitano San, si accoda invece subito Condor Boccino. Insiste Capitano San ma non passa su Choc di Gaia che rimane al comando, e quindi Capitano San deve rimediare in terza posizione davanti a Candy Spritz che precede Celine DNG, Corallo Pink che numero è in ultima 6 posizione, Creed mentre Matley è fuori corsa Creed Matley che è squalificato. Intanto completati i primi 400 metri di gara, situazione che vede tutti i concorrenti praticamente in fila indiana dopo 600 metri. Cavalli che ora sono nella retta delle scuderie, si vede davvero poco ora, ecco, con la telecamera interna. Vediamo lo scatto deciso di Candy Spritz, ci sembra che riesce a sfilare dopo un giro di corsa. Candy Spritz con un gran volo è passata a condurre e ora al suo esterno si profila Corallo Pink, seconda posizione per Choc di Gaia, sposta anche Condor Boccino e se ne va un primo chilometro con Candy Spritz che conduce ora davanti alle tribune. Manca poco più di un giro alla conclusione, con Candy Spritz che ha preso decisamente il comando. All'esterno invece impegnato in arduo percorso scoperto è Corallo Pink che copre Choc di Gaia, è seguito da Condor Boccino e gli altri. Non cambia nulla sulla curva che porta ai 600 conclusivi, superato il paletto con parziale in 15, ha preso vantaggio intanto Candy Spritz. In seconda posizione rimane Choc di Gaia davanti a Corallo Pink che si è accodato, invece cerca di progredire Condor Boccino. numero 5 Celine DNG Squalifica per Celine DNG. Ora avanza con decisione Condor Boccino ma deve ancora recuperare almeno 3 lunghezze dalla battistrada. Candy Spritz che entra nettamente al comando, addirittura d'arrivo Candy Spritz e Andrea Farolfi che si apprestano a concludere la propria fatica. Candy Spritz viene a vincere nettamente, secondo posto per Choc di Gaia, al terzo finisce Condor Boccino. 1:18,3 sul doppio chilometro, partenza con i nastri, 37 a chiudere dopo un 29,4 di penultimo quarto. La vittoria comunque molto agevole di Candy Spritz, oggi sfila dopo 800 metri con parziale superiore, poi si stacca progressivamente e nel finale controlla, si limita a controllare la situazione, quindi vittoria numero 2 in carriera per Candy Spritz, Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto al training, il tutto per la scuderia Valle Falconera. Candy Spritz e Andrea Farolfi.